€17,50. E poi una serie di riflessioni sulla questione cattolica, perché mi sembra che si possa porre in questi termini. La questione cattolica, visto che ve lo proporrò poi in maniera documentale, non così astrattamente, su Avvenire oggi c'è ampio materiale per intavolare una discussione sulla questione cattolica e non solo su quella islamica. E poi magari avere una discussione una volta tanto a microfoni aperti su questo tema qua, senza deviazioni, senza girarci troppo intorno, cercando di interloquire su questo argomento che ha un certo peso, anzi parecchio peso. Intanto però velocissimamente le prime notizie di prima pagina dell'Ansa di stamani. Sono finiti fuori uso in Francia diversi siti di organi di informazione, forse un attacco informatico. Al-Qaeda nello Yemen rivendica l'attacco minacciando nuove tragedie. Diversi siti di organi di informazione francesi sono fuori uso per quello che sembra un attacco informatico. La radio France Inter, sito di informazione Mediapart, il sito 20 Minuti e anche Le Parisien sono irraggiungibili fra gli altri, perché non sono i soli. La minaccia non è mai stata così forte, lo Stato islamico può essere in grado di fare attentati in Europa, ha detto il primo ministro francese Manuel Valls, aggiungendo è ben lungi dall'essere finita. 2 perquisizioni, una decina di fermi sono stati compiuti anche stanotte dalla polizia francese nella banlieue di Parigi in relazione agli attentati della scorsa settimana. A Parigi intanto riapre Gare de l'Est, ha riaperta alle 9:30 di stamani la stazione di Gare de l'Est dopo un'ora e mezzo di perquisizioni da parte degli artificieri. La chiusura era stata disposta dalla società delle ferrovie nell'ambito del piano antiterrorismo in seguito a una telefonata anonima e alla presenza di un bagaglio abbandonato, mentre il presidente francese François Hollande ieri in un discorso all'Istituto del Mondo Arabo di Parigi ha detto che sono i musulmani a essere le prime vittime del fanatismo, del fondamentalismo, dell'intolleranza. Per quanto concerne invece le cronache italiane, maxi sequestro da 18 milioni e mezzo di euro al leader della mafia, al boss mafioso Matteo Messina Denaro latitante, eseguito dai carabinieri del ROS e dal comando provinciale di Trapani. E poi ancora per l'economia, dichiarazioni dei redditi 2013 e un boom di società in rosso. Per il 43% delle società italiane niente imposta o credito di imposta, segnale che l'economia va male, mentre l'India ha definito inopportuna la risoluzione del Parlamento europeo sui marò italiani. L'India ritiene che, date le circostanze in cui si trova il caso, sarebbe stato consigliabile che il Parlamento europeo non avesse adottato una risoluzione sulla vicenda dei fucilieri italiani, ha detto il portavoce del governo indiano. Un testo breve di dichiarazione del portavoce governativo, il quale ha stabilito che ciò che ha deciso il Parlamento europeo non va bene. L'Aula di Strasburgo ha infatti approvato a larghissima maggioranza ieri una risoluzione sui marò italiani in cui si chiede il loro rimpatrio e un cambio di giurisdizione. Infine, sulla questione del blitz antiterrorismo in Belgio, preparavano un attacco a Bruxelles, operazione delle forze speciali della polizia, all'indomani della maxi operazione con 2 morti e almeno 2 persone arrestate, presunti membri di una cellula di jihadisti tornati dalla Siria sono pronti a fare un attentato contro la polizia. L'allerta in Belgio resta al livello 3 su una scala di 4 e il paese si è risvegliato nella paura, scrive l'agenzia ANSA. C'è però anche qualcosa da dire sull'Italia perché ci sono intercettazioni in un'inchiesta pugliese che però poi le vediamo più tardi quando introduciamo il discorso sui limiti delle libertà, perché adesso si sta discutendo di questo, i limiti delle libertà. Pensate il paradossale, l'assurdo, a 4 giorni, a 7 giorni, poco più, insomma, sono passati 8 giorni e i cadaveri delle vittime della redazione di Charlie Hebdo e degli ebrei del supermercato ebraico di Parigi ormai sono passati, ma soprattutto naturalmente coloro che brandivano la pericolosa arma della libertà di parola, sono passati da eroi a colpevoli, perché qualcuno comincia a dirlo apertamente che insomma è colpa loro, se la sono cercata, e uno che l'ha detto autorevolmente, c'è poco da girarci intorno, lo ha detto lui, parliamo chiaro, andiamo a Parigi, è il Papa. Da cui la questione cattolica, di cui magari parliamo dopo, anzi magari parliamo nel senso che magari riusciamo a aprire le linee, ma comunque la impostiamo perché va impostata. Partiamo però dal romanzo di Michel Houellebecq.
Il romanzo immagina, come ormai saprete tutti, una Francia governata da un presidente musulmano, Mohammed Ben Abbès. Il romanzo è ambientato nel futuro, nel 2022. Per ostacolare, per sbarrare la strada a Marine Le Pen, cosa immagina Houellebecq nel suo romanzo? Che sia i socialisti sia il centrodestra si alleano. Si alleano con chi? Con un neonato partito musulmano. Houellebecq descrive in sostanza l'islamizzazione soft, morbida della Francia. Non è un romanzo, potremmo dire, alla luce di molte delle cose che abbiamo letto, sentito, respirato, udito in questi giorni. Non è tanto romanzesca la vicenda raccontata da Houellebecq, che descrive appunto un'islamizzazione morbida, soft, con la condiscendenza degli islamizzati, cioè dei francesi, una islamizzazione sostanziale della Francia, anche se soft appunto, anche se con il consenso degli islamizzati, una Francia che accetta, anzi con sollievo, di rinunciare alla libertà, perché la libertà è l'eredità di un'epoca che è ormai finita. Il tutto viene visto attraverso lo sguardo di un professore dell'Università di Parigi, la celeberrima Sorbona, che nel romanzo viene ribattezzata Università Islamica della Sorbona, Parigi 3. Il protagonista del romanzo è professore alla Sorbona, verrà pensionato con una ricca pensione e gli stipendi invece di coloro che rimangono nell'università sono triplicati, perché tutto è fornito dalle petromonarchie, dall'Arabia Saudita in primis, ma anche in generale dagli stati islamici che foraggiano l'islamizzazione della Francia in chiave di islamizzazione dell'Europa. Perché questo è il progetto del presidente musulmano della Francia del 2022 immaginato da Houellebecq, l'islamizzazione dell'Europa, diventare il primo presidente eletto europeo nel segno dell'Islam. Negli estratti delle pagine che per esempio pubblica il giornale ieri ha pubblicato alcuni brani del libro di Houellebecq, quelli a partire dai quali c'è il colloquio fra il protagonista, François, appunto, professore, anzi ex professore a un certo punto alla Sorbona, e che colloquia appunto con un ex funzionario dei servizi segreti, un certo Alain Tanner, marito di una collega di François. La collega è Marie-Françoise, la moglie di questo Tanner. L'ex funzionario dei servizi segreti, Tanner appunto, spiega, non senza simpatia a François, al protagonista del romanzo, spiega i piani del presidente musulmano Ben Abbès, che guarda ben al di là della Francia. Si assiste all'islamizzazione della Sorbona medesima, dell'università, e infine a una surreale pace che regna nella nuova Francia, perché disoccupazione e criminalità sono state sconfitte, tuttavia le donne non lavorano più e molti ebrei sono partiti per Israele. Vi leggo allora, vorrei leggervi proprio alcuni passaggi, i brani di questo libro di Michel Houellebecq, pubblicati ieri da Il Giornale e da Repubblica. Cominciamo da ciò che ha anticipato Il Giornale. E il pezzo che Il Giornale ha pubblicato ieri parte dalla notizia delle elezioni presidenziali. Siamo dopo il primo turno. Dopo il primo turno, al secondo turno, tutti i partiti principali, a esclusione del Front National di Marine Le Pen, nel 2022 si alleano con il neonato partito della Fratellanza Musulmana. La notizia, scrive Houellebecq, esplose in effetti poco dopo le 14. L'UMP, l'UDI e il PS, il Partito Socialista, insomma il centrodestra e il centro, si erano accordati per stringere un'alleanza di governo, un fronte repubblicano allargato, come l'hanno chiamato, e avrebbero appoggiato il candidato della Fratellanza Musulmana. Sovraeccitati, i giornalisti dei canali di informazione si diedero il cambio per tutto il pomeriggio per tentare di saperne un po' di più sulle condizioni dell'accordo e sulla ripartizione dei ministeri, provocando ogni volta la stessa risposta sull'inutilità delle considerazioni politiche e sull'urgenza dell'unità nazionale per curare le ferite di un paese diviso, eccetera, scrive Michel Houellebecq, con ciò riportandoci anche a un classico della nostra situazione. Quante volte abbiamo sentito dire l'urgenza dell'unità nazionale per curare le ferite di un paese diviso? Bene, in nome di questo anche in Francia nel 2022 i partiti di destra, di centrodestra, di sinistra, eccetera, il Partito Socialista si alleano con il Partito della Fratellanza Musulmana perché urge tutelare l'unità nazionale per curare le ferite del paese diviso.
Tutto ciò, scrive Houellebecq nel suo romanzo Sottomissione, traduzione della parola Islam, tutto ciò era abbondantemente previsto e prevedibile. Quello che lo era meno era il ritorno di François Bayrou sulla ribalta della scena politica. Bayrou, in effetti, è stato premier, è stato un politico francese noto. Qui alcuni nomi e cognomi sono corrispondenti alla realtà, alcuni nomi dei protagonisti, altri sono inventati, diciamo così, o modificati, come vedremo dopo, però François Bayrou è stato un protagonista della politica francese e nel romanzo di Houellebecq compare come colui al quale il futuro presidente musulmano, Mohammed Ben Abbès, promette di fargli fare il primo ministro. Cioè il presidente musulmano dice: caro François Bayrou, io vinco e tu fai il primo ministro. Bayrou aveva accettato un accordo con Mohammed Ben Abbès. Costui si era impegnato a nominarlo primo ministro qualora fosse uscito vittorioso dall'elezione presidenziale. Bayrou è un'idea geniale, assolutamente geniale, esclamò Alain Tanner appena mi vide, letteralmente trepidante di entusiasmo. Alain Tanner è l'amico del protagonista del romanzo, François, professore alla Sorbona. Il suo amico è un ex funzionario dei servizi segreti ed è uno che la sa lunga, no? E quindi spiega a François, al protagonista del romanzo, qual è la situazione. Bayrou è un'idea geniale, assolutamente geniale, dice Alain Tanner. Confesso che non ci avrei mai pensato. Questo Ben Abbès, il futuro presidente musulmano della Francia, è proprio forte, dice Tanner. L'amico che la sa lunga del protagonista del romanzo, l'amico ex funzionario dei servizi segreti. Marie-Françoise, la moglie di questo ex funzionario dei servizi, di questo Tanner, che è una collega del protagonista del romanzo, François, protagonista del romanzo di Houellebecq, Marie-Françoise, scrive Houellebecq, mi accolse con un gran sorriso. Oltre a sembrare contenta di vedermi, sembrava più in generale in ottima forma. Vedendola sfaccendare davanti al piano di lavoro con indosso un grembiule umoristico del tipo non prendetevela con la cuoca, l'ha fatto il padrone di casa, si stentava a immaginare che fino a qualche giorno prima avesse tenuto lezioni di dottorato sulle circostanze molto particolari in cui Balzac aveva corretto le bozze di Béatrix. Aveva preparato dei crostini al collo d'anatra con scalogno, deliziosi. Il marito, sovreccitato, aprì una dopo l'altra una bottiglia di Cahors e una di Sauterne, prima di ricordarsi che doveva assolutamente farmi assaggiare il suo porto. Per il momento non riuscivo proprio a capire in virtù di cosa il ritorno di François Bayrou in campo politico potesse essere definito un'idea geniale. Ma Tanner, ne ero certo, non avrebbe tardato a sviluppare il concetto. Marie-Françoise lo guardava con affetto, visibilmente sollevata di vedere il marito prendere così bene la sospensione, calarsi così facilmente nel suo nuovo ruolo di stratega da camera, ruolo che avrebbe interpretato proficuamente davanti al sindaco, al medico, al notaio, insomma ai notabili locali ancora molto presenti in quei grandi borghi di provincia, davanti ai quali avrebbe conservato l'aura della sua carriera nei servizi segreti. Il loro pensionamento si presentava decisamente sotto i migliori auspici. Marie-Françoise ci invitò a sederci a tavola. Aveva preparato un'insalata di fave con massaco e scaglie di parmigiano. Era deliziosa, tanto che per un istante persi il filo del discorso di suo marito. In Francia i cattolici erano praticamente scomparsi, proseguì Tanner, ma sembravano ancora ammantati di una specie di magistero morale. In ogni caso, Ben Abbès, candidato presidente che poi diventerà tale, presidente musulmano della Repubblica Francese nel 2022, in ogni caso Ben Abbès aveva fatto di tutto fin dall'inizio per ingraziarsi i cattolici. Nel corso dell'anno precedente era andato almeno 3 volte in Vaticano. Dotato di un'aura terzomondista già solo per le sue origini, era tuttavia riuscito a rassicurare l'elettorato conservatore. Contrariamente al suo vecchio rivale Tariq Ramadan, fregato dalle simpatie trotschiste, e qui Houellebecq introduce nel romanzo una figura reale. Tariq Ramadan è uno degli intellettuali cosiddetti islamici francesi più noti nel mondo francofono, diciamo così, e non solo. Molto vicino alla fratellanza musulmana, quella dei fratelli musulmani, l'organizzazione vera e propria che è stata fondata peraltro da suo nonno. Comunque Tariq Ramadan è uno degli esponenti più illustri, diciamo così, dell'Islam europeo.
ed è un protagonista reale citato col suo nome e cognome veri all'interno del romanzo Sottomissione di Houellebecq. Ebbene, questo Ben Abbès, il futuro presidente musulmano della Francia immaginato da Houellebecq, è stato molto più scaltro di Tariq Ramadan, che è stato fregato dalle sue simpatie trotskiste. Contrariamente a Tariq Ramadan, Ben Abbès era sempre riuscito a evitare di compromettersi con la sinistra anticapitalista, cioè questo presidente musulmano futuro della Francia la scommessa la fa a destra, la fa coi cattolici e coi conservatori, la scommessa per la propria ascesa, per la propria vittoria. La destra liberale aveva vinto la cosiddetta battaglia delle idee e Ben Abbès l'aveva capito perfettamente. I giovani erano diventati imprenditoriali, la caratteristica ineludibile dell'economia di mercato era riconosciuta unanimemente, ma soprattutto il vero colpo di musulmano era stato di capire che le elezioni si sarebbero giocate non sul terreno dell'economia, bensì su quello dei valori, e che anche lì la destra si apprestava a vincere la battaglia senza peraltro doverla neanche combattere. Mentre Ramadan presentava la Sharia come un'opzione innovatrice, per non dire rivoluzionaria, Ben Abbès le restituiva il suo valore rassicurante, tradizionale, con un profumo di esotismo che la rendeva ancor più desiderabile la Sharia. Quanto alla restaurazione della famiglia, della morale tradizionale e implicitamente del patriarcato, davanti a Ben Abbès si apriva un'autostrada che né i rappresentanti della destra né tantomeno quelli del Fronte Nazionale potevano percorrere senza farsi dare dei conservatori o addirittura dei fascisti dagli ultimi sessantottini, le mummie progressiste e moribonde, sociologicamente esangui, ma rifugiate nelle cittadelle mediatiche, che continuavano a dar loro la possibilità di inveire contro i guasti dell'epoca e l'aria mefitica che pervadeva il paese. Soltanto Ben Abbès era al riparo da qualsiasi pericolo. Paralizzata dal suo antirazzismo costitutivo, la sinistra era stata fin dall'inizio incapace di combatterlo e anche solo di menzionarlo. Ecco l'ultimo modello, bello, eh? E le app, come le scarico? Qui c'è Spotify. E Glimpse? Ce l'ha Glimpse? Certo, anche l'attivazione vocale. Oh, finalmente! È proprio quello che volevo. La vuole coi cerchi in lega o senza? Usa la tua Fiesta come uno smartphone e sei sempre connesso alle tue app. Con Sync with Uplink puoi usare le tue app mentre guidi. Ford Fiesta 5 poste al prezzo della 3 porte a 9.950 euro. E in più anticipo 0, TAN 3,95, TAG 5,99. A gennaio sempre aperti, anche la domenica. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da 109 euro al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAG 2,87. Anticipo 1.800 euro. Info su Volkswagen.it. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire. Ci ho messo anni per trovarla, ma è stato amore a prima vista. L'ho sistemata e ora va che è una meraviglia. Uso regolarmente esso Supreme Diesel perché contribuisce a migliorare l'efficienza dei motori diesel e ridurne le emissioni. Lo consiglio a tutti quelli che entrano nella mia officina. Vero, Rita? Nuovo esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Aldo. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo alle anticipazioni pubblicate ieri da Il Giornale e da Repubblica del libro di Michel Houellebecq, Sottomissione. Allora, a un certo punto questo candidato a presidente, che poi vincerà, musulmano, e diventerà presidente della Francia del 2022, questo qui ha la strada spianata. Ha la strada spianata anche e soprattutto puntando a destra, all'elettorato cattolico conservatore. A quel punto, Marie-Françoise, qui siamo alla cena del protagonista del romanzo François, presso la casa di Alain Tanneur, ex funzionario dei servizi segreti, la cui moglie è collega all'Università Sorbona del protagonista del romanzo, Françoise. Marie-Françoise, la moglie di Tanneur, ci servì poi dei cosciotti d'agnello confit con contorno di patate saltate e io cominciavo a disorientarmi. Ma è pur sempre un musulmano, obiettai io confusamente. Sì, e con ciò rispose Tanneur, che mi guardava raggiante. È un musulmano
moderato. Ecco il punto centrale. Lo dichiara costantemente ed è vero. Sarebbe un grande errore raffigurarselo come un talebano o un terrorista. Ha sempre manifestato disprezzo per quella gente. Nei suoi editoriali, ospitati da Le Monde, a parte l'ostentata riprovazione morale, si nota chiaramente questa sfumatura di disprezzo. In fondo, per Ben Abbès i terroristi sono dei dilettanti. In realtà, Ben Abbès è un uomo politico estremamente abile, senz'altro il più abile e il più scaltro che abbiamo avuto in Francia dopo François Mitterrand, e contrariamente a Mitterrand ha una vera visione storica. In poche parole, chiedo io, tu pensi che i cattolici non abbiano niente da temere? Risponde Tanner, l'ex funzionario dei servizi segreti. Non solo non hanno niente da temere, ma hanno molto da sperare. Sai, è da 10 anni che studio il caso Ben Abbès. Posso dire senza esagerare che in Francia sono una delle persone che lo conoscono meglio. Ho dedicato praticamente tutta la mia carriera al controllo dei movimenti islamisti. Il primo caso su cui ho lavorato, all'epoca ero giovanissimo, sono stati gli attentati del 1986 a Parigi, che poi scoprimmo collegati a Hezbollah e indirettamente all'Iran. Sono stati gli algerini, i kosovari, i gruppi legati più o meno direttamente ad Al-Qaeda, i lupi solitari e via di seguito, senza mai smettere, sia pure in forme diverse. Quindi è ovvio che quando è nata la fratellanza musulmana li stavamo già tenendo d'occhio. Ci sono voluti anni prima che ci convincessimo che il progetto di Ben Abbès, un progetto vero e estremamente ambizioso, non aveva nulla a che fare con il fundamentalismo islamico. Negli ambienti dell'estrema destra si è diffusa l'idea che se i musulmani arrivassero al potere, i cristiani sarebbero necessariamente ridotti nella condizione di dhimmis, cioè cittadini di livello inferiore. La condizione di dhimmi, in effetti, cittadino di livello inferiore, fa parte dei principi generali dell'Islam, ma nella pratica è una condizione molto flessibile. L'Islam ha un'estensione geografica enorme. Il modo di praticarlo in Arabia Saudita non ha nulla a che fare con quello in Indonesia o in Marocco. E per quanto riguarda la Francia, sono assolutamente convinto, sono pronto a scommetterci, che non solo non verrà posto alcun ostacolo al culto cristiano, ma che gli stanziamenti per le associazioni cattoliche e per la manutenzione degli edifici religiosi saranno incrementati. Quella gente se lo può permettere, visto che i fondi per le moschee stanziati dalle petromonarchie saranno comunque molto più sostanziosi. E soprattutto, a parlare sempre Alain Tanner, questo ex funzionario dei servizi segreti, che parla col protagonista del romanzo di Houellebecq, François, soprattutto il vero nemico dei musulmani, quello che temono e odiano più di qualsiasi altro, non è il cattolicesimo, è il secolarismo, la laicità, il materialismo ateo. Per loro i cattolici sono dei credenti. Il cattolicesimo è una religione del libro. Si tratta solo di convincerli a fare un passo in più, a convertirsi all'Islam. E questa è la vera visione musulmana della cristianità. La visione originaria, dice Tanner. Tanner sorrise. Per gli ebrei, ovviamente, la faccenda è un po' più complicata, dice questo Tanner nel libro di Houellebecq. Come principio, la teoria è la stessa. L'ebraismo è una religione del libro. Abramo e Mosè sono riconosciuti come profeti dell'Islam. Ciò non toglie che nei paesi musulmani i rapporti con gli ebrei siano stati spesso più difficili di quelli coi cristiani. E poi ovviamente la questione palestinese ha inasprito tutto. Perciò nella fratellanza musulmana ci sono alcune correnti minoritarie che vorrebbero applicare misure di ritorsione contro gli ebrei. Anche in quel caso però credo che non abbiano la minima possibilità di farcela. Mohammed Ben Abbès si è sempre preoccupato di mantenere buoni rapporti con il gran rabbino di Francia. Non escludo che di tanto in tanto allenterà un po' le redini dei suoi estremisti, perché se pensa davvero di ottenere conversioni di massa tra i cristiani, e niente fa pensare che sia impossibile, di sicuro non si fa molte illusioni per quanto riguarda gli ebrei. Credo che la speranza di Ben Abbès, in fondo, sia che gli ebrei decidano spontaneamente di lasciare la Francia, di emigrare in Israele. In ogni caso, posso assicurarti che non ha nessuna intenzione di compromettere le sue ambizioni personali, che sono enormi, per la bella faccia del popolo palestinese.
Incredibilmente, sono in pochissimi ad aver letto le cose che scriveva Ben Abbès agli inizi della sua carriera. È anche vero che si tratta di roba pubblicata su riviste di geopolitica praticamente sconosciute. Comunque, leggendolo, salta agli occhi che il suo grande riferimento casomai è l'impero romano, e per lui la costruzione europea non è che un mezzo per realizzare questa ambizione millenaria. L'asse principale della sua politica estera sarà lo spostamento del centro di gravità dell'Europa verso il sud. Esistono già alcune organizzazioni che perseguono questo obiettivo, per esempio l'Unione per il Mediterraneo. I primi paesi suscettibili di aggregarsi alla costruzione europea saranno sicuramente la Turchia e il Marocco, poi verranno la Tunisia e l'Algeria. A lungo termine c'è l'Egitto, è un osso duro ma sarà decisivo. Parallelamente si può immaginare che le istituzioni europee, che attualmente sono tutto fuorché democratiche, evolveranno verso un maggior ricorso alla consultazione popolare. Il risultato logico sarà l'elezione a suffragio universale di un presidente europeo. In questo contesto, l'integrazione in Europa di paesi già molto popolati e dalla demografia dinamica come la Turchia e l'Egitto potrà avere un ruolo decisivo. La vera ambizione di Mohammed Ben Abbès, ne sono convinto, è diventare a suo tempo il primo presidente eletto dell'Europa, di un'Europa allargata che includa i paesi del bacino mediterraneo. Non dobbiamo dimenticare che Ben Abbès ha solo 43 anni, anche se, per rassicurare l'elettorato, si sforza di dimostrarne di più, coltivando la sua pancetta e rifiutando di tingersi i capelli. Per certi versi, continua Alain Tanner nel romanzo Sottomissione di Michel Houellebecq, Alain Tanner è l'ex funzionario dei servizi segreti che spiega insomma il quadro politico e il progetto di questo leader della fratellanza musulmana che diventerà presidente della Francia del 2022. Per certi versi, dice Tanner, la vecchia Bat Yeor, inventrice del concetto di Eurabia, non ha torto col suo fantasma del complotto Eurabia, ma sbaglia di grosso quando immagina che il complesso euro-mediterraneo si troverà rispetto alle monarchie del Golfo in posizione di inferiorità, perché in realtà il complesso euro-mediterraneo diventerà una delle prime potenze economiche mondiali e sarà perfettamente in grado di trattare da pari a pari. È uno strano gioco quello che si sta giocando in questo momento con l'Arabia Saudita e le altre petromonarchie. Ben Abbès è prontissimo ad approfittare senza alcuno scrupolo dei loro petrodollari, ma non ha alcuna intenzione di piegarsi a una rinuncia di sovranità. In un certo senso riprende l'ambizione di De Gaulle, quella di una grande politica araba della Francia, e posso assicurarti che non gli mancano gli alleati, anche tra le monarchie del Golfo. L'appiattimento sulle posizioni americane le costringe a mandar giù parecchi rospi, mettendole costantemente in difficoltà con l'opinione pubblica araba, e cominciano a dirsi che un alleato come l'Europa, meno organicamente legato a Israele rispetto agli americani, potrebbe costituire una scelta decisamente migliore. Se sono entrato nei servizi segreti francesi, riprese Tanner in tono più pacato, è ovviamente perché da piccolo ero affascinato dai romanzi di spionaggio, ma è anche, credo, perché avevo ereditato un certo patriottismo da mio padre. Era una cosa che mi aveva sempre colpito in lui. Era nato nel 1922, ti rendi conto? Esattamente 100 anni fa. Era entrato nella Resistenza fin dall'inizio a fine giugno, nel 40. Già ai suoi tempi il patriottismo francese era un concetto un po' screditato. Si può dire che sia nato a Valmy nel 1792 e abbia cominciato a morire nelle trincee di Verdun nel 1917. Un po' più di un secolo, in fondo, è poco. Oggi, chi ci crede più? Il Front National finge di crederci, è vero, ma c'è qualcosa di spaventosamente incerto, di spaventosamente disperato nel loro credere al patriottismo. Gli altri partiti, invece, hanno nettamente optato per la dissoluzione della Francia nell'Europa. Anche Mohammed Ben Abbès crede nell'Europa, ci crede anche più di tutti gli altri, ma lui è diverso. Lui ha un'idea dell'Europa, un vero progetto di civiltà. Il suo modello ultimo, in fondo, è l'imperatore Augusto. Non è un modello mediocre. I discorsi di Augusto al Senato sono stati conservati e sono sicuro che Ben Abbès li abbia studiati con attenzione.
E poi dopodiché il giornale ci offre un altro brano, quello in cui François, il professore alla Sorbona, protagonista del romanzo, va alla sua università e fa una scoperta. Leggiamolo. Fu solo 2 settimane dopo il mio ritorno che ricevetti la lettera dall'università Parigi 3. Il nuovo statuto dell'Università Islamica di Parigi 3 Sorbona non mi consentiva di proseguire l'attività di insegnamento. Robert Rédiger, il nuovo rettore dell'università, aveva personalmente firmato la lettera. E qui c'è da aprire una parentesi. Robert Rédiger è in pratica, che abbiamo detto, Houellebecq nel romanzo fa dei nomi veri: François Bayrou, Tariq Ramadan, Batia Or. E poi in questo caso ha storpiato il nome di Robert Rédeker, che da 8 anni è scomparso dal dibattito pubblico francese, protetto dalla polizia, cambia residenza di continuo perché minacciato di morte dagli islamici per aver pubblicato alcuni libri e articoli di critica all'Islam. Robert Rédeker è un intellettuale francese che è dovuto scomparire dal dibattito pubblico. Nella finzione romanzesca di Houellebecq, questo stesso Robert Rédiger, questo è il nome nel romanzo, che si rifà però alla figura vera di Rédeker, nella finzione romanzesca di Houellebecq, costui diventa addirittura il rettore della nuova Università Islamica di Parigi 3 Sorbona. Terribile l'immaginazione, ma potente. Robert Rédiger, il nuovo rettore dell'università, scrive Houellebecq, aveva personalmente firmato la lettera con cui in pratica mi è stato detto, al protagonista del romanzo, che non potevo più insegnare all'università. Mi esprimeva il suo profondo rincrescimento e mi assicurava che la qualità dei miei lavori universitari non era minimamente in questione. Ovviamente avevo la possibilità di proseguire la carriera in una università laica, tuttavia, qualora preferissi rinunciare a questa alternativa, l'Università Islamica di Parigi 3 Sorbona si impegnava a versarmi da subito una pensione, il cui ammontare mensile, indicizzato all'inflazione, partiva da un importo di 3.472 euro. Potevo prendere appuntamento coi servizi amministrativi per sbrigare le pratiche necessarie. Cioè il protagonista del romanzo, François, a un certo momento riceve una lettera firmata da Robert Rédiger, il capovolgimento pazzesco rispetto al Robert Rédeker reale, braccato dagli islamici. Quello del romanzo invece diventa addirittura il rettore dell'Università Islamica di Parigi 3 Sorbona, che firma una lettera che esonera il professore protagonista del romanzo, François, dall'insegnamento universitario. Può proseguire in un'altra università, naturalmente, ma gli dicono al protagonista del romanzo, la nuova Università Islamica gli fa sapere al professore, protagonista del romanzo, François, tu puoi proseguire a fare il professore in un'altra università, però se rinunci a fare il professore noi ti diamo subito una bella pensione, 3.472 euro a partire da oggi, indicizzata all'inflazione. Rilessi la lettera 3 volte prima di riuscire a crederci. Era, euro più, euro meno, quello che avrei preso se fossi andato in pensione a 65 anni e a fine carriera. Erano davvero disposti a grossi sacrifici finanziari per evitare di creare scompiglio. Avevano sicuramente esagerato invece circa la possibilità di nuocere dei docenti universitari e la loro capacità di portare a termine una campagna di protesta. Era da tempo che il titolo di docente universitario, in quanto tale, non era più sufficiente per l'accesso alle rubriche punti di vista e tribuna dei media importanti e che queste erano diventate uno spazio chiuso. Una protesta, per quanto unanime, dei docenti sarebbe passata del tutto inosservata, ma di questo evidentemente in Arabia Saudita non potevano rendersi conto. In fondo credevano ancora al potere dell'elite intellettuale. Era quasi commovente, scrive Houellebecq. All'esterno dell'università c'era niente di nuovo nella facoltà, a parte una stella e una mezzaluna in metallo dorato aggiunte accanto alla grande scritta Università Sorbona Nuova Parigi 3, che sovrastava l'ingresso. Ma all'interno degli edifici amministrativi le trasformazioni erano più visibili. Nell'anticamera si era accolti da una fotografia di pellegrini impegnati nella deambulazione intorno alla Kaaba, e gli uffici erano ornati da cartelli con versetti del Corano calligrafati. Le segretarie erano cambiate, non ne riconoscevo più neanche una, ed erano tutte velate.
Una di loro mi consegnò un modulo di richiesta della pensione. Era di una semplicità sconcertante. Riuscii a compilarlo subito sulla scrivania, lo firmai e glielo riconsegnai. Uscendo nel piazzale mi resi conto che da qualche minuto la mia carriera universitaria era finita. Arrivato alla stazione Saint-Sié della metropolitana mi fermai indeciso davanti alle scale. Non riuscivo a decidermi a tornare direttamente a casa come se niente fosse. I banchi del mercato Mouffetard avevano appena aperto. Indugiai davanti alla salumeria Alverniate. Stavo osservando, senza realmente vederli, i salami aromatizzati al formaggio, ai pistacchi e alle noci, quando scorsi Steve risalire la strada. Qui il protagonista, François, incontra un altro collega, un collega professore. Come mi aspettavo, il mio amico aveva accettato un incarico di docente nella nuova università islamica di Parigi 3 Sorbona. Era chiaramente imbarazzato nel parlarmi e, senza che glielo avessi chiesto, aggiunse che le nuove autorità non intervenivano in alcun modo nel contenuto dell'insegnamento, cioè, in effetti, la conversione finale di Rimbaud, il poeta Arthur Rimbaud, la conversione finale di Rimbaud all'Islam veniva presentata come una certezza, quando in realtà era quantomeno controversa. Tuttavia, sull'essenziale, sull'analisi delle poesie, nessun intervento, davvero. Vedendo che lo ascoltavo senza traccia di indignazione, si rilassò gradualmente e finì per propormi di bere qualcosa insieme. Ho esitato a lungo, disse, dopo aver ordinato un muscadet. Annuii, caloroso e comprensivo, ipotizzavo il suo tempo di esitazione in un massimo di 10 minuti. Ma lo stipendio è molto interessante, mi disse Steve. Già la pensione, dissi io, non è malaccio. Lo stipendio è molto di più, disse lui. Il triplo. Quel breve slancio di speranza si manifestò in un momento in cui, più in generale, la Francia ritrovava un ottimismo che non ricordava dalla fine dei 30 Glorieuses, mezzo secolo prima, scrive ancora Houellebecq, che dopo aver raccontato l'incontro con questo suo collega, il quale ha accettato, perché lo stipendio è il triplo, di fare il professore nell'Università Islamica della Sorbona, e poi in fondo non intervengono tanto nella mia materia, no? Si limitano a imporre o meglio, a dire che la conversione di Rimbaud era un fatto certo all'Islam quando non lo è affatto. Insomma, l'ipocrisia totale, tanto che Houellebecq scrive: questo mio amico avrà esitato al massimo 10 minuti prima di accettare l'offerta che gli hanno fatto, l'hanno comprato. E poi parla più in generale del clima cultural politico che si instaura in Francia dopo l'elezione del presidente musulmano Mohammed Ben Abbès. Quel breve slancio di speranza si manifestò in un momento in cui la Francia ritrovava ottimismo. I primi passi del governo di unione nazionale voluto da Mohammed Ben Abbès erano unanimemente salutati come un successo. Finora nessun presidente della Repubblica neoeletto aveva mai beneficiato di un simile stato di grazia, cosa su cui concordavano tutti i commentatori. Ripensavo spesso a ciò che mi aveva detto Tanner, alle ambizioni internazionali del nuovo presidente, e notai con interesse un'informazione che in pratica era passata sotto silenzio, cioè che la ripresa dei negoziati per l'ingresso del Marocco nell'Unione Europea era a buon punto, e quanto alla Turchia era già stato deciso un calendario per l'entrata nell'Unione Europea. La ricostruzione dell'impero romano era dunque in marcia e in ambito nazionale, in Francia, Ben Abbès procedeva senza sbagli. La conseguenza più immediata della sua elezione era stato il calo della delinquenza, un calo di proporzioni enormi. Nei quartieri più difficili si era ridotta addirittura a 1/10. Un altro successo immediato era la disoccupazione, i cui dati erano in caduta libera. Era senz'altro dovuto all'uscita in massa delle donne dal mercato del lavoro, a sua volta legata alla notevole rivalutazione dei sussidi familiari, primo provvedimento adottato emblematicamente dal nuovo governo. In un primo momento il fatto che il versamento fosse condizionato all'interruzione di qualsiasi attività di lavoro aveva fatto digrignare un po' i denti a sinistra, ma visti i dati della disoccupazione, i digrignamenti erano rapidamente finiti.
Il deficit di bilancio non ne avrebbe neanche risentito, perché l'aumento dei sussidi familiari per tenere a casa le donne, all'inizio poi il versamento del sussidio è condizionato al fatto che la donna smetta di lavorare. L'aumento dei sussidi era interamente compensato dalla drastica diminuzione degli stanziamenti per il Ministero della Pubblica Istruzione, che in precedenza erano di gran lunga la posta più alta nel bilancio dello Stato. Nel nuovo sistema l'istruzione obbligatoria valeva soltanto fino alla fine delle scuole primarie, ossia fino all'incirca all'età di 12 anni. Veniva ripristinato il diploma di fine studi, che diventava il normale coronamento del percorso educativo, e da lì in poi si incoraggiava l'indirizzo dell'artigianato. Quanto al finanziamento dell'istruzione secondaria e superiore, diventava interamente privato. Tutte queste riforme miravano a restituire il suo posto e la sua dignità alla famiglia, definita la cellula di base della nostra società, come avevano dichiarato il nuovo presidente musulmano della Repubblica e il suo primo ministro, in una strana allocuzione congiunta in cui Ben Abbès aveva sfoggiato accenti quasi mistici e in cui François Bayrou, con il viso illuminato da un ampio sorriso giulivo, aveva in sostanza interpretato il ruolo di Jean Saucisse, l'Hanswurst delle vecchie pantomime tedesche, colui che ripete in forma esagerata e un po' grottesca ciò che ha appena detto il personaggio principale. Le scuole musulmane, ovviamente, non avevano nulla da temere. In materia di insegnamento, la generosità delle petromonarchie era da sempre illimitata. In maniera più sorprendente, certi istituti cattolici ed ebrei sembravano essere riusciti a cavarsi di impaccio ricorrendo alla collaborazione di alcuni grossi imprenditori. In ogni caso, annunciavano di avere reperito i fondi e di essere pronti ad aprire per il nuovo anno scolastico. La brutale implosione del sistema di opposizione binario centro-sinistra-centrodestra, che strutturava da tempo immemore la vita politica francese, aveva inizialmente sprofondato l'insieme dei mezzi di comunicazione in uno stato di stupore, al limite della afasia. Si era potuto vedere l'infelice giornalista Christophe Barbier, con la sciarpa a mezz'asta, trascinarsi miseramente da uno studio televisivo all'altro, incapace di commentare una mutazione storica che non aveva previsto e che nessuno, a dire il vero, aveva previsto. A poco, tuttavia, col passare delle settimane cominciò a formarsi qualche nucleo di opposizione, inizialmente nel campo dei laici, su impulso di personalità della sinistra improbabili come Jean-Luc Mélenchon e Michel Onfray. Si organizzarono riunioni di protesta. Il fronte di sinistra continuava a esistere, quantomeno sulla carta, e si poteva già prevedere che Mohammed Ben Abbès avrebbe avuto uno sfidante presentabile nel 2027, escludendo ovviamente la candidata del Front National. Questi sono i brani che anticipa il giornale, anticipava ieri del libro di Michel Houellebecq, ma anche Repubblica ha anticipato qualche brano che vorrei naturalmente leggervi. Mi piacevano da sempre le serate delle elezioni presidenziali, credo addirittura che, con l'eccezione delle finali di Coppa del Mondo di calcio, fossero il mio programma televisivo preferito. Chiaramente la suspense era meno intensa, le elezioni obbedendo al singolare meccanismo narrativo di una storia il cui sviluppo è noto fin dal primo minuto, ma l'estrema diversità degli ospiti, i politologi, gli editorialisti politici di primo piano, le masse di militanti in festa o in lacrime nelle rispettive sedi di partito e infine gli uomini politici, le loro dichiarazioni a caldo, ponderate o commosse, e l'eccitazione generale dei partecipanti davano davvero l'impressione così rara, così preziosa, così telegenica di vivere un momento storico in diretta. Appena David Pujadat prese la linea alle 19:50, capii che la serata elettorale si annunciava come un grandissimo evento e che stavo per vivere un momento di televisione eccezionale. È un terremoto, annunciò mentre comparivano i primi dati. Il Front National era ampiamente in testa, col 34,1% dei suffragi. Era abbastanza normale, era quello che tutti i sondaggi annunciavano da mesi. La candidata dell'estrema destra aveva solo fatto qualche leggero progresso nelle ultime settimane della campagna. Ma dietro di lei, e qui Houellebecq sta raccontando il primo turno delle presidenziali francesi del 2022 nel suo romanzo,
Dietro di lei il candidato del Partito Socialista col 21,8% e quello della Fratellanza Musulmana con il 21,7% erano gomito a gomito, separati da così pochi voti che la situazione poteva ribaltarsi, anzi si sarebbe probabilmente ribaltata a più riprese nel corso della serata con l'arrivo dei risultati delle sezioni elettorali delle grandi città e di Parigi. Con il 12,1% dei voti il candidato di destra era definitivamente fuori combattimento. Così da questo primo turno poi nasce l'alleanza di sinistra e destra in Francia, centro-sinistra e centrodestra, con il partito della Fratellanza Musulmana, candidato presidente Mohamed Ben Abbès. C'è poi un capitolo anticipato da Repubblica sulla fuga degli ebrei. Lei terminò la sua coppa di champagne, sospirò, riempì di nuovo la coppa e disse: «I miei genitori hanno deciso di lasciare la Francia». Rimasi senza parole. Svuotò di nuovo la coppa, se ne servì una terza e proseguì: «Vogliono emigrare in Israele. Mercoledì prossimo prendiamo l'aereo per Tel Aviv. Non vogliono neanche aspettare il secondo turno delle presidenziali. La cosa più pazzesca è che hanno organizzato tutto alle nostre spalle, senza dirci niente. Hanno aperto un conto in banca in Israele, si sono organizzati per affittare un appartamento a distanza, mio padre ha incassato la liquidazione, hanno messo in vendita la casa e tutto senza mai parlare con noi. Ho discusso una notte intera con loro senza riuscire a scalfire la loro determinazione. Sono convinti che in Francia succederà qualcosa di grave per gli ebrei. È strano come questa cosa gli venga in mente adesso, a 50 anni passati. Gli ho detto che è una cazzata assoluta, che è ormai da un pezzo che il Front National non ha più niente di antisemita». Come a dire, Houellebecq racconta queste parole di una ragazza ebrea i cui genitori hanno deciso di partire per Israele. Qua tutti dicono che il pericolo per gli ebrei è il Front National, ma questi partono per tutt'altro motivo. Oh! 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 Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo Oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con multimedia IntelliLink, massima connettività e comandi vocali e City Mode per sterzare con un dito. Finalmente tutti possono fare Oh sabato e domenica. Oh! In data odierna ha visto la luce l'avveniristico sistema dell'Internet. Questi, fungendo come una titanica ragnatela tessuta da un marcantonico arachnide, congiungerà l'intero globo terracqueo, propagandando la cultura e l'affiatamento dei popoli. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a 9.550 euro e tasso zero. TAEC 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEC 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo al romanzo di Houellebecq, nel punto in cui il protagonista parla con un'amica, Miriam, ebrea, che racconta della decisione dei genitori di andarsene via. E la ragazza dice nella sua ingenuità: è strano come questa cosa venga in mente ai miei genitori di andarsene in Israele adesso, a 50 anni passati. È una cazzata.
Adesso che ormai da un pezzo il Front National non ha più niente di antisemita, al che il protagonista del romanzo, l'interlocutore François, risponde alla ragazza: non da così tanto tempo in realtà, tu sei troppo giovane per ricordarlo, ma il padre, Jean-Marie Le Pen, era ancora legato alla vecchia tradizione dell'estrema destra francese. Per la figlia ovviamente è roba che non ha più alcun senso. Detto questo, anche se a passare fosse il candidato musulmano, non credo che tu abbia molto da temere. Comunque è alleato col Partito Socialista, non può fare quello che gli pare. Su questo Miriam scosse la testa, dubbiosa. Su questo sono meno ottimista di te. Quando un partito musulmano arriva al potere, non è mai positivo per gli ebrei. Non mi pare che ci siano esempi contrari. Ma cosa ci vado a fare io in Israele? Non parlo neanche una parola di ebraico. Il mio paese è la Francia. La sua voce si alterò leggermente. Sentii che stava per piangere. Io amo la Francia, disse con voce sempre più strozzata. Io amo, non so, amo il formaggio. Dopodiché, ancora, descrive il leader musulmano Houellebecq nel suo libro. Pienotto e vispo, spesso malizioso nelle risposte ai giornalisti, il candidato musulmano faceva dimenticare di essere stato uno dei giovani diplomati, dei più giovani diplomati di Francia, prima di entrare all'ENA, la celeberrima scuola francese per l'alta amministrazione, nel corso di laurea di Nelson Mandela. Ricordava piuttosto un simpatico droghiere tunisino di quartiere, quello che d'altronde era stato suo padre, anche se la sua drogheria era a Neuilly-sur-Seine e non nel 18° arrondissement, e tantomeno a Besson o ad Argenteuil. Più di chiunque altro, rammentò, egli aveva beneficiato della meritocrazia repubblicana. Meno di chiunque altro, desiderava mettere a repentaglio un sistema al quale doveva tutto, fino all'onore supremo di potersi presentare al suffragio del popolo francese. Ma non si poteva negare, proseguì, che i tempi erano cambiati. Sempre più spesso le famiglie, che fossero ebree, cristiane o musulmane, desideravano per i propri figli un'educazione che non si limitasse alla trasmissione delle conoscenze e che piuttosto integrasse una formazione spirituale corrispondente alla loro tradizione. Questo ritorno alla religione era una tendenza profonda che attraversava le nostre società e il Ministero della Pubblica Istruzione non poteva non tenerne conto. Avevo notato da tempo, scrive ancora Michel Houellebecq nel suo romanzo, qui facendo parlare il protagonista, François, avevo notato da tempo che i giornalisti più tignosi e aggressivi erano come ipnotizzati e rammolliti in presenza di Mohammed Ben Abbès. Eppure mi sembrava che ci fossero alcune domande imbarazzanti che si sarebbe potuto fargli. Per esempio, la soppressione delle classi miste, o il fatto che gli insegnanti dovessero abbracciare la fede musulmana. Ma in fondo non era già così con i cattolici? Per insegnare in una scuola cristiana bisognava essere battezzati? Riflettendoci, realizzavo che non ne sapevo niente e nel momento in cui terminava la conferenza stampa mi resi conto che ero arrivato esattamente lì dove il candidato musulmano voleva portarmi, a una specie di dubbio generalizzato, alla sensazione che non ci fosse alcun motivo per allarmarsi e neanche nulla di veramente nuovo, scrive Houellebecq, che poi racconta ancora in un'altra parte del romanzo anticipato ieri, in questo caso da Repubblica, qual è il cambiamento, il segno di trasformazione dopo l'avvento al potere del presidente musulmano. In pratica, scrive Houellebecq, l'unico segno di trasformazione visibile che scoprì fu la scomparsa del reparto kosher, terribile l'assonanza con quello che è successo lo stesso giorno dell'uscita del romanzo, fu la scomparsa del reparto kosher del Géant Casino, ma la grande distribuzione si era sempre contraddistinta per il suo opportunismo. La cosa era un po' diversa nel centro commerciale Italie 2. Come prevedevo, il negozio Jennifer era scomparso, sostituito da una specie di bio-boutique provenzale che proponeva oli essenziali, shampoo all'olio d'oliva e miele agli aromi della Garriga. L'abbigliamento femminile si era trasformato, lo avvertii subito, senza riuscire a analizzare questa trasformazione. La quantità di veli islamici era a malapena aumentata, non era questo il punto. Mi ci volle quasi un'ora di passeggiata per capire di colpo che cosa era cambiato. Le donne erano tutte in pantaloni.
Si era diffuso anche un nuovo indumento, una specie di blusa di cotone lunga fino a metà coscia, che toglieva qualsiasi interesse obiettivo ai pantaloni aderenti che una donna potesse eventualmente indossare. Quanto agli short, ovviamente erano fuori discussione. Scrive Houellebecq nel suo romanzo. Per tornare invece alla questione del futuro, dal 2022 alle prossime successive del 2027 elezioni presidenziali, nella parte dove terminava l'anticipazione del giornale abbiamo letto prima che Houellebecq immagina lo strutturarsi di una specie di opposizione al presidente musulmano intorno a ciò che rimane della sinistra. Il fronte di sinistra, scrive Houellebecq, continuava a esistere, quantomeno sulla carta, e si poteva già prevedere che Mohammed Ben Abbès avrebbe avuto uno sfidante presentabile nel 2027, escludendo ovviamente la candidata del Front National. Andavano così creandosi gradualmente gli elementi di un dibattito politico. Sarebbe stato un dibattito politico di tipo nuovo, molto diverso da quelli visti in Francia negli ultimi decenni, molto più simile a quello esistente nella maggior parte dei paesi arabi, ma sarebbe stato comunque una specie di dibattito, e l'esistenza di un dibattito politico, sia pur posticcio, è necessaria al funzionamento armonioso dei media, forse perfino all'esistenza, in seno alla popolazione, di un senso quantomeno formale di democrazia, scrive Houellebecq. La resa è il titolo dell'ultimo capitoletto che Repubblica anticipava ieri del romanzo di Houellebecq, che è da ieri anche nelle librerie italiane, edito da Bompiani, il romanzo La sottomissione. La resa è un breve passaggio che Repubblica intitola così La resa, e che parte da un vecchio film erotico, qualcuno se lo ricorderà, erotico, pornografico, quel che l'è, Histoire d'eau. Histoire d'eau era la storia di una sottomissione erotica di una donna a un uomo. Da cui poi il discorso del romanzo, nel romanzo di Houellebecq, si allarga. In partenza, scrive Houellebecq, Histoire d'eau aveva tutto per non piacermi. Le fantasie esposte mi disgustavano e l'insieme era di un kitsch ostentato. L'appartamento sull'Île Saint-Louis, la casa privata nel Faubourg Saint-Germain, Sir Stephen, insomma una rottura di palle assoluta. Tuttavia il libro era percorso da una passione, da un afflato che trascinava. È la sottomissione, disse Rédigé, il neorettore dell'Università Islamica. L'idea sconvolgente e semplice, mai espressa con tanta forza prima di allora, che il culmine della felicità umana consiste nella sottomissione più assoluta. È un concetto che esiterei a esporre davanti ai miei correligionari. Potrebbero giudicarlo blasfemo, ma per me c'è un rapporto tra la sottomissione della donna all'uomo, come la descrive Histoire d'eau, e la sottomissione dell'uomo a Dio, come la contempla l'Islam. Vedi, proseguì Rédigé, l'Islam accetta il mondo e lo accetta nella sua integrità, accetta il mondo così com'è, per dirla con Nietzsche. Per il buddismo il mondo è dukkha, inadeguatezza, sofferenza. Il cristianesimo stesso manifesta serie riserve sul mondo. Infatti, nel cristianesimo Satana viene definito il principe di questo mondo. Per l'Islam, invece, la creazione divina è perfetta, è un capolavoro assoluto. Cos'è in fondo il Corano se non un immenso poema mistico di lode al creatore e di sottomissione alle sue leggi? Queste anticipazioni che ci fornivano ieri i quotidiani Il Giornale e Repubblica del libro di Michel Houellebecq, Sottomissione, e direi che ce n'è abbastanza per farsi un'idea di come può essere il libro. Per quanto mi riguarda è da comprare, da mettere sotto all'editoriale di Charlie Hebdo dell'altro giorno, in questo caso la cornice, alla luce di ciò che ho letto e abbiamo letto in questi 2 giorni, la cornice dell'editoriale che personalmente ho incorniciato di Charlie Hebdo, di Gérard Billard, a questo punto va fatta in oro zecchino, la cornice dell'editoriale. Però intanto c'è l'agenzia ANSA che in questo momento dà la notizia dell'arresto di 13 persone, della perquisizione di 12 abitazioni in Belgio nel blitz antiterrorismo.
2 morti, 13 le persone arrestate, 12 le abitazioni perseguite. All'indomani della maxi operazione delle forze di sicurezza, presunti membri di una cellula di jihadisti tornati dalla Siria e pronti a fare un attentato contro la polizia sono stati colpiti, e l'allerta in Belgio resta al livello di 3 su una scala di 4, mentre è stato fermato il complice di Koulibaly per la strage di Charlie Hebdo. È la giornata peraltro negativa oggi, negativa dal punto di vista dei mezzi di informazione francesi, perché diversi siti di media francesi sono fuori uso, un attacco informatico. Intanto però tra le 12 persone fermate oggi nella banlieue di Parigi in relazione agli attentati terroristici della settimana scorsa c'è il principale complice di Hamedi Koulibaly, quello che ha fornito a Koulibaly il più rilevante supporto logistico, e in particolare l'auto su cui viaggiava prima della sparatoria a Montrouge. Questo per quanto riguarda gli ultimi lanci dell'agenzia ANSA. Adesso però, prima di aprire, non ce la facciamo oggi ad aprire un discorso, perché dobbiamo prima strutturarlo per bene, leggendo anche quello che compare oggi sul quotidiano Avvenire, che ci può dare un sacco di spunti di ragionamento. Comunque, prima del ragionamento, la cronaca. Sul Sole 24 Ore oggi c'è un breve articolo, ma assai interessante, nel quale si fa il punto su una indagine che è stata fatta in Italia in tema di islamismo. Un'indagine di un'inchiesta fatta in Puglia, che riguarda però anche Roma e che riguarda tante altre cose, a partire da ciò che dicono i terroristi o ex terroristi stessi. Essere un terrorista, uno che deve uccidere 50 o 60 persone per la causa islamica, è motivo di orgoglio, perché tutti ti portano sulle mani, ti mettono un tappeto rosso sul quale potresti camminare. È bellissimo, è il massimo. Queste sono le parole di un soggetto che poi è diventato non dico un collaboratore o un pentito, ma comunque è stato sentito dagli inquirenti nell'ambito di un'indagine della Procura di Bari sul fondamentalismo islamico, e descrive così questo soggetto la figura del cosiddetto martire, cioè colui che va a fare l'attentato e che elimina 50 o 60 persone. Questa figura è disegnata negli atti di indagine dei carabinieri del ROS in un'inchiesta in Puglia che ad aprile scorso ha disarticolato una cellula di tunisini dedita al proselitismo. La cellula era riuscita ad attirare anche un italiano, Vincenzo Lionetti, che aveva cambiato il suo nome in Abdelkarim, un gruppo che era in contatto con altri esponenti del fondamentalismo islamico a Roma, dove si incontravano per la raccolta di fondi da destinare alla causa palestinese. Perché, come dicono nelle intercettazioni telefoniche, c'è un imam che parla di Roma e di come gli italiani si stanno convertendo alla religione musulmana, dice uno degli interlocutori intercettati, e che molto tempo fa il profeta Maometto disse che Roma sarà conquistata. C'è il Corano che parla della conquista di Roma, dice uno di costoro intercettati. A raccontare, per la precisione, è Chokri Zouaoui, terrorista che ha deciso poi di collaborare con l'autorità giudiziaria, svelando spaccati del fondamentalismo in Italia che sono finiti anche in processi, oltre che in Puglia, a Milano e Brescia. Il signor Zouaoui dice che per far convertire una persona musulmana rendendola martire, cioè uno che va a fare gli attentati, per far convertire una persona musulmana rendendola martire si deve prendere il bastone a metà, dice Zouaoui, cioè nel senso, gli fai vedere sia l'inferno che il paradiso, per metterti il terrore dentro, il terrore della morte. Naturalmente, in quel momento una persona normale, cioè musulmana, cerca di avere la via più vicina per andare in paradiso. E la via più vicina a tutti, quella che dicono non soltanto gli estremisti, ti dico la verità, non soltanto gli estremisti, anche quelli che vengono considerati moderati, cioè la via più vicina è il martirio. Dopodiché, Chokri Zouaoui spiega che la persona pronta a sacrificarsi per la causa di solito lo rappresenta soltanto al capo e può essere anche a una persona affidabile. Capita anche di dire: guarda, sì, io sono pronto, non vedo l'ora di farlo, cavolo. E lui lo sta dicendo col cuore, però non si sa mai con chi l'aveva detto, però si dicono. Diventa motivo di orgoglio. Io sono un esempio per te quando divento martire, quando vado ad ammazzare 50 o 60 persone. Diventa motivo di orgoglio e diventa anche un personaggio che ha un valore. Ci sono passato così, nel senso che mi sentivo veramente un dio sulla terra, a dire: guarda, oggi, cavolo, devo uccidere 50 o 60 persone per la causa islamica.
e tutti ti portano così, ti portano sulle mani, ti mettono un tappeto rosso sul quale potresti camminare. È una sensazione, non so descriverla, sinceramente, per quel momento è bellissima, è il massimo, è uguale che uno ha vinto le elezioni, diciamo. Così così con gli inquirenti si esprime questo Chokri Zouaoui a proposito del martirio, cioè di uccidere 50 o 60 persone per la causa islamica, è motivo di orgoglio, ti senti benissimo, ti senti un re, ti senti un dio sulla terra. Negli atti poi c'è spazio per i rapporti tra la cellula pugliese con alcuni personaggi non identificati a Roma. In particolare, è annotato negli atti dell'inchiesta, tale Soufiane dialoga con Nur Ifaoui. Stando agli investigatori, la telefonata evidenzia la necessità di raccogliere soldi in favore dei palestinesi e per questo il primo si sarebbe recato in occasione di una missione religiosa nella città di Roma anche per tale scopo. Nella capitale dunque sarebbero presenti soggetti fondamentalisti, così come svelato anche da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma che conta una decina di indagati accusati di associazione eversiva. Intanto la Francia si interroga sui limiti delle libertà e qui ci avviciniamo al discorso cattolico, al problema cattolico, mettiamolo così. La Francia si interroga sui limiti della libertà è il titolo di un altro articolo che compare oggi sul Sole 24 Ore, dove Marco Mussanet da Parigi cerca di fare il punto sulla questione dei limiti della libertà, quelli di cui ha parlato anche il Papa, la massima autorità della Chiesa Cattolica. La questione è questa: la Francia pian piano sta iniziando, come se avesse paura, ad alzare il velo sulla realtà, a interrogarsi su quell'altro pezzo di Francia, quello più o meno silenzioso, che per ragioni diverse ha scelto di non partecipare al sussulto di unità nazionale alla manifestazione di domenica a Parigi, dopo i massacri. Insomma, la Francia sta cominciando a chiedersi, a una settimana dai massacri, dalle stragi, se è davvero giusto che i limiti alla libertà di espressione siano così ampi e se non siano stati usati due pesi e due misure, da una parte con gli irriducibili islamici di Charlie Hebdo e dall'altra con l'umorista antisemita Dieudonné. La legge francese, o meglio, gli irriducibili non islamici, gli irriducibili, cioè la redazione di Charlie Hebdo che è stata libera di pubblicare satira nella maniera che riteneva più opportuna. E dall'altra parte invece Dieudonné, il comico anti-ebraico, che è stato fermato dalla polizia. La legge francese, la legge in vigore, non prevede il reato di blasfemia e di oltraggio alla religione. Al contrario, invece, c'è il reato di apologia dei crimini contro l'umanità e c'è anche quello di incitazione all'odio nei confronti degli appartenenti a un'etnia, razza o religione, oltre a una recentissima legge, l'apologia di terrorismo. Quindi, con le leggi francesi alla mano, puntualizza l'inviato del Sole 24 Ore, i vignettisti e i giornalisti di Charlie Hebdo, che se la prendono con tutti senza alcuna distinzione, sono innocenti, mentre Dieudonné, che se la prende soltanto con gli ebrei, è colpevole e verrà processato. Ma questo non risolve il problema più generale, quello cioè dei limiti alle libertà. Nel quartiere della Grand Borgne di Grigny, dove è nato Amédi Coulibaly, i giornali francesi hanno raccolto testimonianze emblematiche. Testimonianze di tanti ragazzi che spiegano di non avere nulla a che fare con i manifestanti di domenica scorsa. Nessuno di noi, dicono, è andato alla marcia. Una roba fatta da e per i borghesi, i ricchi, i bianchi. D'altronde avete visto molti neri o molti arabi nel corteo? Noi no. E sulle vignette di Charlie Hebdo questi ragazzi hanno un'opinione ben precisa. Sono cose che non si fanno. Non è accettabile che si ridicolizzi così il profeta. Si colpisce qualcosa che per noi è sacro. Questi disegni offendono la nostra religione. Si sono spinti troppo lontano. Sono stati avvertiti tante volte. Perché non si sono fermati? Per non parlare poi, scrive ancora l'inviato del 24 Ore, delle tesi cospiratorie anti-Islam, secondo le quali gli attentati sarebbero stati organizzati dal governo francese in accordo con quelli israeliano e statunitense per mettere in cattiva luce la comunità musulmana. Queste opinioni sono molti giovani a rilanciarle. Bisognava fermarsi dunque prima? È la domanda.
Bisognava fermarsi anche se la legge non lo vieta. Insomma, era necessario avere una maggiore attenzione e sensibilità per le situazioni di quartieri dove le vignette di Charlie Hebdo piombano come bombe, offrendo nuovi strumenti di propaganda ai fondamentalisti e favorendo l'emergere di schegge impazzite come quelle dei 3 giorni terribili di Parigi, che non sono schegge impazzite, capiamolo, ce l'ha spiegato bene Magdi Cristiano l'altro giorno, non sono schegge impazzite, però va messa così la domanda. La domanda adesso è, in Francia, questa qui: dobbiamo superare questi limiti? Dobbiamo mettere dei limiti alla libertà anche di espressione? Bisognava fermarsi prima? Era necessario avere maggiore attenzione? Era, come dire, utile? Sarebbe stato utile evitare che le vignette diventassero come bombe, attenzione, come bombe, offrendo nuovi strumenti di propaganda ai fondamentalisti e favorendo l'emergere di schegge impazzite come quelle dei 3 giorni terribili di Parigi? È ciò che pensa per esempio Henri Roussel, nom de plume de Feuille de Ton, che ha 80 anni, è uno dei fondatori prima di Harakiri e poi di Charlie Hebdo, dal quale però se n'è andato nel lontano 1975, grande amico di Wolanski, il disegnatore di Charlie Hebdo, che è morto anche lui in redazione, il quale del Feuille de Ton, o Henri Roussel che dir si voglia, cioè un vecchio fondatore di Harakiri e poi di Charlie, che però non collaborava più a Charlie dal 75, non da poco, amico del disegnatore Wolanski. Ebbene, costui, Henri Roussel, in una scioccante testimonianza sul settimanale Nouvel Observateur, se la prende con il morto, se la prende con il direttore di Charlie Hebdo defunto, Stéphane Charbonnier, detto Charb, e scrive questo anziano fondatore del settimanale da cui ha preso vita poi Charlie Hebdo, che bisogno c'era di trascinare tutta una redazione in questo gioco continuo al rialzo della provocazione. Attenzione, perché tutta la redazione condivideva, tra l'altro, quindi non è un doppio insulto al direttore di Charlie Hebdo morto. È un doppio insulto perché va anche nel personale, cioè come se lui avesse schiavizzato i suoi redattori. Figuriamoci se potevano essere schiavizzati uomini che fanno satira di questo tipo o ridotti a essere semplici esecutori di ordini. Vabbè, a 80 anni uno dice questo qui è partito di testa, ha scritto una stupidaggine, perdonatemi, perdoniamolo, però il punto non è l'80enne che scrive una stupidaggine, poteva averne 40, 35, 18 di anni, non è quello il problema, è il punto che pone, cioè si comincia a discutere adesso, a cadaveri un po' più freddi, dei limiti alla libertà. Il dibattito è doloroso, è aperto, nulla sarà più come prima, scrive l'inviato del Sole 24 Ore a Parigi. E adesso noi dovremo aprire a questo punto questo bel capitolo che riguarda anche quello che ci sta intorno, diciamo un noi in senso allargato, i cattolici, l'andazzo che c'è qua intorno e via dicendo. Questo è molto interessante, è molto importante aprirlo, secondo me. Non ce la facciamo perché abbiamo 4 minuti, però vi voglio soltanto leggere un paio di lettere che sono state pubblicate oggi sul quotidiano Avvenire. Sono le lettere dei lettori del quotidiano dei vescovi e sono naturalmente le lettere che il quotidiano sceglie di pubblicare. Questo va chiaramente detto, perché evidentemente non credo che arrivino lettere solo in una direzione. Può anche darsi, per carità, però le lettere pubblicate a pagina 2 di Avvenire di oggi sono le lettere che il quotidiano dei vescovi, il suo direttore Marco Tarquinio o chi per lui, ha scelto di pubblicare. La prima delle lettere è quella della signora Maria Adelaide, che scrive da Ferrara. Gentile direttore, scrive la signora ad Avvenire, il tragico avvenimento di Parigi ha provocato senz'altro varie reazioni. La prima di riprovazione. Attenzione, perché adesso arriva il ma. Il pensiero, in questo caso, ha bisogno di un ma. Non solo il pensiero, ma bisogna distinguere, capito? Non si può dire una cosa, bisogna dire una cosa, ma. Allora, certamente, davanti a una strage del genere, riprovazione, ma quello lo dicono anche i musulmani. Ma, scrive la signora, bisogna pur dire obiettivamente, a parte il fatto che tutte le opinioni sono soggettive, ma qua si parla obiettivamente,
Bisogna pur dire obiettivamente, scrive la signora Maria Adelaide da Ferrara al quotidiano Avvenire, che libertà di stampa non significa potersi permettere di ridicolizzare le divinità che da secoli milioni di persone adorano, venerano, amano e rispettano. Perché si feriscono con pesante leggerezza questi sentimenti profondi? Anche nella nostra televisione siamo costretti a vedere due comici che, vestiti da preti, continuano a irridere la Chiesa e ultimamente anche le nostre più care preghiere, il Padre Nostro, l'Ave Maria, scrive la signora Maria Adelaide, alla quale verrebbe da dire: non ti preoccupare, non si preoccupi signora Maria Adelaide, tra poco anche noi avremo il nostro Mohammed Ben Abbas, che stabilirà delle regole che faranno felici anche voi cattolici. Sarete felicissimi di aver recuperato questa austera, dignitosa dimensione imposta dalle regole religiose, che poi sia il Corano o la storpiatura dei Vangeli come avete fatto da secoli, poco importa, perché un'altra cosa che si capisce benissimo è che con le parole di ieri il Papa sapeva molto molto bene, ma questa è un'ovvietà, qual è il suo gregge. Ha trovato le parole giuste per il gregge delle sue pecore. Dovremo leggere anche la seconda, la terza e la quarta lettera, però lo rifaremo a parte perché su questo tema qui sarà, credo, veramente utile interrogarsi, riflettere e fare un bel ragionamentino terra a terra, schietto schietto, anche con coloro che ci stanno ascoltando naturalmente. Lo faremo settimana prossima, intanto mi viene da dire comunque buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca. Amate la musica classica? Allora vi aspettiamo sabato